In due posizioni della classifica in cui sognare è lecito, bisogna anche guardarsi le spalle per evitare di essere risucchiati nella zona rossa, da dove poi è complicato tirarsi fuori. Un punto di differenza, settimo il Bagheria a 7 punti, ottavo il Cus a 6. Questo è lo stadio comunale di Bagheria, questa è Bagheria Calcio contro Cus Palermo, sesta giornata del girone A del campionato di promozione siciliana. Amici di Sportisili, buon pomeriggio da parte di Nicolò Cilluffo. Le due formazioni: il Bagheria di Angelo Tomasello, che si schiera con un 4-3-1-2, in porta Marco Micheli, linea di difesa 4 composta da destra verso sinistra da Gastone, Costa, Procida e Minnone. Il play è Badami, le due mezzale sono Domenico Fiorentino e Maurizio Anelli, e poi il trequartista Samuele Caracappa alle spalle di Morana, l'esordio e Giorgio Stassi in panchina. Ferrara, Virzì, Calabria, Caltagirone, Flamia, Giannone, Ruggeri, Dalfino e Biancorosso. Risponde il Cus Palermo di Ferdinando Zappavigna con un 4-3-3, in porta va in Senna, poi linea di difesa composta da destra verso sinistra da Palma, Vinci, Carollo e Tripoli. Poi il play è lucido con le due mezzali Cincotta e Favatta, attacco a 3 formato da Nuccio, Andolina e Castigliola. A disposizione di Zappavigna Carnevale, Groppus, Davis, Liga, Ruvolo, Mormino, Russo, Caminita e La Valdera. Primo giro al pallone che verrà dato dal Bagheria. Si va. Iniziata. Bagheria Città delle Ville contro Cus Palermo. Primo fischio da parte dell'arbitro, fallo commesso da Marco Minnone. Minnone cerca i centimetri di Stassi, poi Morana prova ad imbeccare Caracappa. Partito in posizione di fuorigioco il numero 10. Gastone, ex Monreale, lui che in carriera ha giocato prettamente da attaccante esterno, oggi punto fermo, terzino. Angelo Tomasello l'ha cambiato di ruolo per cercare di sfruttare la sua esperienza, sostegno della retroguardia del Bagheria. Gastone, in questa che è la sesta giornata nel girone A di promozione si affrontano anche Casteltermini contro Marsala. Attenzione perché il Cus è dentro l'area di rigore. In breve leggeremo il programma completo di questa sesta giornata di campionato. Dicevamo
Empedoclina contro Giardinellesi, Carenze Parmonval, Martini Caudace Alba, San Giorgio Piana contro Camarat, sempre in diretta sul canale YouTube di Sportivo City. Alle ore 16 Gemini Calcio contro Città San Vitolo Capo. Gastone prova a verticalizzare dove c'è Gabriele Morana che ritorna dal suo terzino di riferimento. Viene cercato Giorgio Stassi, autore di 5 gol in questo inizio di campionato. Una grande partenza da parte del bomber del Bagheria Città delle Ville. Andolina prova a concludere. Marco Miceli, il portiere classe 2006 del Bagheria, ha preso il posto di Riccardo Ferrara, non al meglio per un problema fisico. Stassi cerca Morana. Dal basso il Cus con Carollo. Un attimo di indecisione tra Marco Minnone, il suo compagno di reparto, Stefano Procida. Costa. Minnone cerca Morana, proprio davanti alla panchina di mister Tomasello. Arbitro che richiama Minnone. Girati, urla Gastone, e ha ragione perché il Cus prova l'effetto sorpresa. Nulla di fatto. Palma. Gastone. Davanti a lui c'è Fiorentino. Nuccio si fa vedere Andolina. Nuccio preferisce allargare, però fa buona guardia. Minnone che lascia scorrere. Anelli apre dove c'è Fiorentino, si apre Gastone. Costa preferisce andare da Stassi che apre di prima, non si intende con Gastone. Qui Giorgio Stassi, il terzino del Bagheria, è rimasto in linea con la retroguardia difensiva, mentre Stassi ha provato ad aprire e a cercare la sua corsa. Riparte il Cus in contropiede con Nuccio che finisce giù. Non c'è fallo secondo il direttore di gara. Minnone. Stassi prova a distendersi il Bagheria con l'apertura di Caracappa. Cross. Riesce ad allontanare in qualche modo il portiere del Cus. Poi da fuori la botta vincente di Domenico Fiorentino che porta in vantaggio il Bagheria all'8° minuto.
1-0 per la squadra di Mister Tomasello. Cambia dunque il punteggio, da fuori la botta del classe 2002 a portare in vantaggio il Bagheria. Di fatto al primo tiro in porta pericoloso la squadra di Tomasello ha sbloccato la partita sugli sviluppi di un'azione nata da un'apertura di Caracappa, il cross poi di Minnone allontanato in qualche modo in senna con i pugni e poi da fuori il numero 8 Domenico Fiorentino ha raccolto e battuto proprio in senna. Si fa vedere Nuccio, pressing di Caracappa, Castigliola, cross, Nuccio, la girata, subito accenno di risposta da parte del Cus Palermo nato da Ferdinando Zappavigna, la girata di Nuccio. Gastone, si fa vedere tra le linee Caracappa, apre, c'è Gabriele Morana, ultimo tocco da parte di un difensore del CUS, rimessa con le mani in zona avanzata per il Bagheria. La chiama in senna, fa ripartire i suoi. Stassi, Minnoni, Aneli, classe 2004, sbaglia completamente il passaggio. Ancora una volta Gastone era rimasto indietro rispetto al servizio prima di Stassi, ora di Aneli. Caracappa che prova a pressare e recupera il pallone il numero 10. Morana poi per l'autore del gol Fiorentino, prova ad accelerare il Bagheria. Stassi rientra sul destro, non c'ha luce per calciare in porta. Morana sul sinistro, tiro deviato da parte di Andrea Palma, persino 2006 del CUS Palermo. Minnone sceglie Stefano Procida, capitano del Bagheria. Nuccio viene incontro, Andolina prova a calciare, la parata del portiere, poi se non ho visto male è stato fischiato fallo in attacco messo da Nuccio
Ci ha provato comunque il Kus con il tiro di Andolina, ex calciatore del Trapani, attaccante classe 2003. Ingresso dello staff medico del Bagheria, è rimasto giù Minnone. Ne approfitta Ferdinando Zappavigna per dare indicazioni ai suoi calciatori, arbitro che va a richiamare proprio la panchina del Kus sotto la nostra postazione. Si è rialzato Minnone, Procida. Stassi a duellare con Carollo, poi Caracappa con qualità al 10 ci prova da fuori, non è che va vicino ma non abbastanza allo specchio della porta del Kus. Caracappa arrivato dal Misilmeri per cercare di trovare continuità nella formazione di Angelo Tomasello, che sta dando fiducia in un ruolo chiave nel suo 4-3-1-2, quello che deve legare i reparti, proprio lui, trequartista. Nuccio prova a inventare per Andolina, eccolo qui, servito Caracappa. Si è mosso bene Morana con il tocco sotto, rete del Bagheria, segnato Gabriele Morana, 2-0 al 16. Un'altra invenzione di Caracappa, il passaggio a cercare Morana, che di fatto all'esordio realizza questo gol che permette al Bagheria di raddoppiare. Sensazione che quando cerca di accelerare la formazione di Tomasello riesca pressoché sempre a rendersi pericolosa. Stassi, perfetto il rilancio del portiere del Kus e quindi Fiorentino, occhio che ha già fatto male dal limite dell'area. C'è Palma, pressing di Minnone, cercato Nuccio, Procida di testa, mette in fallo laterale. Cincotta, Palma, cerca una linea di passaggio, il Kus viene a prendersi palla Nuccio, recupera però con ottimo lavoro Fiorentino che prova a cercare Stassi, poi si prende un bel rischio qui Mirko Vinci, fa passare la palla in mezzo alle gambe di Stassi in una zona di campo in cui è pressoché vietato fare un tipo di dribbling del genere. C'è Caracappa, porta palla avanti col petto, lo scarico per Badami, Gastone si propone, mette giù con il destro e crossa sul secondo palo, la deviazione di Insenna, non è che è uscito,
secondo il guardaline, non secondo l'arbitro, quindi si gioca con Nuccio che prova a scappare. Effettivamente sono lecite le proteste di Minone, guardaline che aveva alzato la bandierina per segnalare l'uscita del pallone e quindi il calcio d'angolo. L'arbitro però non si è accorto della segnalazione, quindi ha lasciato giocare. Le proteste del Bagheria, si ripartirà dunque dal calcio d'angolo. Corner dunque per il Bagheria. C'è Fiorentino sul punto di battuta, cross, dove c'è Stassi, mette fuori in qualche modo la difesa del Cus, poi Badami, Caracappa cerca una giocata, commette fallo il numero 10. Siamo già dall'altra parte con il Cus che prova a portare il pallone nei pressi dell'area di rigore del Bagheria. Nuccio, Andolina, in back Andolina, il suo numero 10 ferma tutto Gastone. C'è Palma larga a destra, deve accelerare per arrivare sul pallone, poi Cincotta il cross, deviazione per una volta numero 7, protesta del Cus, due volte Aneli, da qui era difficile vedere se Aneli ha colpito il pallone col braccio. Sta di fatto che si riparte dal calcio d'angolo per il Cus Palermo. Giuseppe Lucido alla battuta. Va il 4, dove c'è Nuccio che stacca. L'ultimo tocco è il suo, secondo il direttore di gara. Quindi si riparte, urla pensate a giocare Zappavigna, e c'ha ragione, siamo solo al 22esimo di partita. Stassi apre per Minone d'esterno di qualità, il passaggio di Giorgio Stassi. Gastone nella sua mattonella di campo, ma sceglie comunque di proporsi per dare una mano in fase offensiva ai suoi compagni. Caracappa da fuori, il destra a giro troppo facile però per Gianluca Insenna, che raccoglie agevolmente. Si alza la bandierina del primo assistente, scatta in posizione di fuorigioco Stefano Nuccio. Con calma il Bagheria. Tripoli
proporsi sul binario di sinistra. Ottima la copertura di Cristian Costa, che spazia quasi involontariamente da il là al contropiede del Bagheria, però non si concretizza, e quindi palma. Cincotta si è aperto, palma, chiusura di Maurizio Anelli. Ancora duello fra il 7 e il 2, lo vince Anelli. Fiorentino in mezzo a due, pressato, non era facile uscire palla al piede. Recupero del Cus, chiama il pressing Angelo Tomasello. Andolina con un tacco cerca Trovanuccio. Castigliola apre su Palma. Di fatto è come se il Cus giocasse con una sorta di doppio trequartista, ma ne parliamo fra un po', perché c'è dall'altra parte Caracappa che trova Stassi al limite dell'area. Stassi ce l'ha sul destro, non ha luce per calciare in porta, strappa il pallone Nicolò Tripoli. Dicevamo, sia Castigliola che Niccio vengono spesso incontro, come in questa circostanza. Resta sempre un po' più in zona avanzata Lorenzo Andolina, numero 9 della formazione cussina. Palma. Altro richiamo dell'arbitro alla panchina, deve stare solo una persona in piedi. Arbitro che va anche dalle parti della panchina del Bagheria. Andolina crossa direzione secondo palo, dove c'è Castigliola che salta Gastone due volte, bravo qua il 10, poi con il sinistro murato da Gastone, alla fine l'ha presa con un braccio attaccante del Cus. Fin qui decidono i gol di Fiorentino e Morana. Badami, Gastone, Costa, si apre Stefano Procida, Minnone, movimento di Anelli, nello stretto il Bagheria, poi Anelli, colpo di tacco, non riesce a servire Stassi. Gastone, Brecco, Caracappa,
va a distendersi il Bagheria. Morana si muove Stassi, viene servito Caracappa, la fa passare per Giorgio Stassi. Bella l'idea, un po' meno la realizzazione. Siamo dentro al 29esimo minuto di partita. Bagheria 2, Cus 0. Si ferma Minnone, è rimasto giù Andrea Palma, il 2006 del Cus. E approfittano per dissetarsi le due squadre. Procida, Costa, scambio tra i due centrali difensivi del Bagheria. Si apre Anelli, eccolo qua, servito Minnone. Stassi chiama la palla, poi Minnone. Stassi preferisce ragionare, va centrale per Caracappa, lo scarico, Badami apre su Minnone, può crossare con il sinistro, lo fa, deviazione di Palma. Ancora Minnone, Caracappa, la porta sul destro, finisce giù, non c'è fallo. Badami, la corsa di Gastone viene premiata, finta il cross, preferisce poi rientrare Davide Gastone. Fiorentino va ancora dal suo terzino, il cross sul primo palo allontana in qualche modo la difesa del Cus. Anelli, Minnone, Badami, finta, torna da Minnone, cross troppo lungo però per Gabriele Morana. Nuccio, finisce giù, non c'è fallo. Caracappa da fuori, Insenna, Insenna, pressing di Stassi. Che rischio per il numero 1 del Cus. Minnone, Badami, cerca dentro l'area la corsa e l'inserimento di Fiorentino. Il Cus può ripartire con Andolina che a campo prova a prenderselo il numero 9 della formazione ospite. Perso il tempo del contropiede del Cus, poi Castigliola, si è allargato Nuccio, poi ancora Castigliola, 1-2 tra lui e il numero 11, calciato fuori però, attaccante del Cus. Costa, Morana di testa, la spizza per nessuno.
Lucido. Cincotta si propone in sovrapposizione Palma. Cincotta preferisce andare dentro dalle parti di Castigliola. Chiamano l'uomo a Gastone e allora il terzino di Tomasello la devia e la mette in calcio d'angolo. Cross, deviazione, è rimasto giù un calciatore del Bagheria. Si riparte dunque dal fallo in attacco. Entriamo nel 35esimo minuto di partita, poco più di 10 minuti al termine del primo tempo di Bagheria Cus. Gastone, Caracappa è ovunque, il 10, Fiorentino. Accorcia Palma e si sincera che il pallone vada al di là della linea bianca. Cincotta, sponda, Palma, pressing di Stassi. Ancora servito il 7, si torna indietro. Dario Carollo. Andolina contro Procida, la tocca il 5. Minnoni è di spalle, prova a guadagnare qualcosa. Riesce a prendersi una rimessa laterale importante, fa rifiatare i suoi compagni di squadra, fa davvero caldo oggi al comunale di Bagheria. Castigliola al volo, fuori. È rimasto giù un'altra volta Palma. Qualche istante prima del cross che ha portato poi alla conclusione di Castigliola. Invio dal fondo per il Bagheria, 10 circa al duplice fischio. Procida. Si fa vedere Stassi in mezzo a due, prova a giganteggiare il numero 9 che perde per un attimo il contatto con il pallone. Eccolo qua, ancora Stassi. Pressing di Castigliola. Fischia l'arbitro. Favatta, Cincotta. Si fa vedere Nuccio, la spizzata per Andolina. La chiama Miceli, Procida preferisce non badare a particolari stili o forme, mette in calcio d'angolo. Sta alzando il suo baricentro, il Cus, dopo l'1-2 ravvicinato del Bagheria. Formazione di Zappavigna, ha avuto almeno un paio di occasioni per rientrare in partita. Corner battuto, colpo di testa, Paramiceli.
senza troppe difficoltà. Fallo laterale per il Bagheria. Anelli si alza Procida, si è sganciato Minnone. Anelli prova a servire Caracappa in senna. Gioca vicino, vieni, fatti vedere, Giovi, uno dei due, raga, Stefano e loro, non l'alzare. Gastone di testa mette in fallo laterale. Stassi, attaccante del Bagheria, che insegue Davide Cariotu del San Giorgio Piana al primo posto nella classifica dei capocannonieri dopo di fatto 5 giornate del girone A di promozione. Stassi ferma a quota 5, un grande inizio, la media di un gol a partita, non ha segnato solo nell'ultima sconfitta del Bagheria per 4-0 contro il Camarat. Primo cartellino giallo della partita, è stato ammonito Mirko Vinci del CUS dopo che Caracappa aveva cercato di puntare l'area di rigore avversaria. Ha spesso il fallo Vinci. Dario, così non riprendiamo più, Dario! 41esimo, 2-0, Bagheria CUS. C'è Minnone che sistema il pallone nei paraggi, anche Cristian Costa. Vediamo per che tipo di soluzione opteranno i due in maglia nero-blu. Finta di Costa, va Minnone che scavalca la barriera, pallone che finisce oltre la porta, difesa da Gianluca Insenna. Costa, Miceli apre su Mignone, Procida, è partito Anelli, prima ad arrivare però è Insenna. Badami prova ad accelerare il Bagheria con Fiorentino che cerca Stassi. Stassi ce l'ha sul mancino, Stassi. Opportunità per il Bagheria al 43 con Giorgio Stassi che ci ha provato d'esterno. Bella la conclusione, l'attaccante numero 9, dato davvero a millimetri dal palo. Altro cartellino giallo estratto dall'arbitro, si tratta di Dario Carollo, quindi ammoniti entrambi i difensori centrali del CUS, e questo può chiaramente essere un fattore
qui al 90esimo. Andolina si gira bene qui il nome del Cus che poi prova da fuori. Bene nella preparazione, un po' meno nella conclusione qui Lorenzo Andolina. Minnoni. Rimessa Cus. Palma. Cerca centimetri di Cincotta, viene sovrastato però il set da Minnone. Fiorentino. Finisce giù. Nuccio. Procida, gliela strappa. Poi Badami. Nuccio cerca Andolina, Procida mette in fallo laterale. Palma crossa male qui il 2. Fatto scatenare adesso i 45. Arbitro che non so se già ha segnalato il recupero. Mi pare di aver sentito detto qualcosa, però non ha alzato il braccio il direttore di gara. E colpisce adesso il pallone volontariamente. Cincotta con la sola, poi con il sinistro. Costa. Stassi con il petto, la mette giù. Riesce a farsi fare fallo qui Stassi, quindi Cincotta. Apertura di Giuseppe Lucido. Cercato Castigliola, Gastone in tackle. Bravissimo qua il 2, poi Castigliola recupera il pallone e crossa. Ci pensa Procida. Stassi, possibilità di contropiede per il Bagheria con Caracappa che porta palla. Punta la difesa avversaria. Morana. Cross per Stassi, troppo facile per Insenna. Gioca Cincotta, alla portare, allarga, gioca su Gaetano e Pieri. C'è Castigliola sul binario mancino, prima di lui Davide Gastone. Mette in fallo laterale. Arriva adesso il duplice fischio dell'arbitro e allora vanno a riposo sul punteggio di 2-0 Bagheria e Cus. Decidono fin qui il gol di Fiorentino e Morana all'esordio. Voi restate connessi sul canale YouTube di Sportisili. Ci ritroviamo tra pochissimo per vivere insieme il secondo tempo di Bagheria contro Cus. Tra poco. Una partita totalmente diversa da quella casalinga con Marineo e al cospetto di una squadra molto forte, quindi sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi e in tutte e due le fasi. Hanno fatto bene, hanno avuto l'atteggiamento, l'aggressività che piace a me e certo
Il problema del gol c'è, non posso dire che hai torto perché il problema del gol c'è, ci stiamo lavorando, chiaramente gli attaccanti per primi ne soffrono di questa cosa, però non è un problema decisivo, l'importante è che la squadra abbia l'equilibrio giusto per affrontare il campionato. Per il resto troveremo le soluzioni per fare qualche gol in più perché in effetti ce n'è bisogno. Giustamente la fiducia arriva solo con i gol, però per trovare i gol bisogna avere la cattiveria, ci sono state delle situazioni molto interessanti che se fossero state accompagnate da una cattiveria giusta sarebbero state dei gol. Loro hanno tutta la mia fiducia, sia Terranova che Ganci e Vassallo, per cui devono stare molto tranquilli che i gol arriveranno. È chiaro che se siamo un po' più cattivi e ci crediamo per primi noi, arriveranno prima. Mi sono piaciuti Mannino e Ganci, hanno dato una scossa emotiva sia alla squadra sia ai ragazzi che poi sono subentrati, perché si va capendo che tutti siamo importanti, che tutti possiamo giocare e che nessuno è tagliato fuori nella mia rosa, quindi in allenamento devono essere pronti perché da un momento all'altro tocca a loro. Oggi è toccato a Ganci e Mannino e sono veramente molto soddisfatto di come hanno risposto. Non dimentichiamo che avevamo 5 under in campo. Queste sono le partite più facili da preparare perché il Pro Favara è una squadra fortissima, accreditata a vincere il campionato. Noi andiamo là a giocare la nostra partita, a pesare il nostro valore con grande tranquillità, sapendo che i favori del pronostico stanno tutti dalla loro parte. Nell'arco dei 90 minuti penso che il risultato di pareggio sia il risultato corretto. Sembrava una sfida Davide contro Golia, bastava guardare gli organici e i giocatori blasonati e di categoria superiore che annoverava lo Sciacca contro un Castellammare che ha schierato sin dall'inizio 5 under, per cui dico, sembrava una sfida impari. L'inizio della partita lo Sciacca è partita scombattuto, poi noi abbiamo preso le misure e devo dire che nel secondo tempo la squadra è anche uscita bene. È la classica partita che potevamo vincere e potevamo perdere, perché abbiamo avuto anche noi le nostre brave occasioni. Alla fine va bene il punto, in queste partite è meglio sempre non perdere e muovere la classifica. Dispiace non aver potuto approfittare di alcune occasioni per battere questo organico così importante qual è lo Sciacca e raggiungere la vittoria casalinga, però per non di meno, ripeto, il nostro obiettivo è la salvezza, quindi è importante muovere sempre la classifica. Poi nel percorso di crescita devo dire che oggi la squadra ha dimostrato grande compattezza, ha giocato con grinta, con ardore agonistico, ha giocato devo dire alla pari contro lo Sciacca perché non ho visto nessuna supremazia territoriale particolare, magari un passesso di palla maggiore dello Sciacca, ma non ricordo grandissime parate del nostro portiere, quindi alla fine dei 90 minuti accettiamo di buon grado il pareggio. Secondo me Concialdi andava espulso prima perché aveva fatto un fallo analogo a quello per cui ha avuto la seconda ammonizione, quindi poteva andare fuori prima e a quel punto, avendo più tempo a disposizione, potevamo anche insidiare maggiormente la portata dello Sciacca. La posta era in palio molto alta, noi venivamo dalla sconfitta di Casteldacce e volevamo ripartire per raggiungere il nostro obiettivo. Lo Sciacca aveva cambiato in settimana l'allenatore e voleva, appunto, dopo la sconfitta interna con l'Atletico Palermo, ha cercato di ottenere la posta in palio piena, però quando due squadre vogliono vincere alla fine poi ne viene fuori un pareggio che secondo me è il risultato corretto, ci consente di raggiungere quota 6 come ho detto, e rispetto a quelle che sono le nostre ambizioni di classifica devo dire che siamo assolutamente in linea con i programmi. Ora arrivano le sfide difficili, quasi proibitive, domenica andiamo a Favara e quindi cercheremo di onorare l'impegno sapendo di trovare davanti una vera e propria corazzata. Mister Bognanni, parto col dirle che la Super Giovane Castelbuono oggi ha dominato la gara andando poche volte in difficoltà, però soprattutto i primi due gol sono nati con una cosa che lei chiede molto, il recupero alto. Sì, oggi abbiamo fatto una buona partita, i ragazzi stanno lavorando bene, già venivamo da un percorso abbastanza importante, stiamo lavorando sotto tutti i punti di vista. Oggi la squadra ha fatto di nuovo un'altra grande prestazione, abbiamo giocato mercoledì, a distanza di 3 giorni abbiamo ripetuto un'altra buona prestazione. I ragazzi lavorano, c'è un bel gruppo, lo dico sempre, c'è una bella intesa, la società è unita, non ci fa mancare niente e oggi i 2 gol sono nati su un pressing altissimo, noi facciamo una pressione altissima
perché sappiamo come fare, i ragazzi lavorano bene, lavorano tanto anche a livello fisico, se c'è da fare una corsa in più per il compagno la fanno e poi dentro il campo si trovano a meraviglia. Ripartiamo da qui, oggi sapevamo che affrontavamo un buon avversario, un avversario allenato bene, un avversario che ha come noi l'obiettivo della salvezza. I primi 35 minuti sono stati spettacolari, abbiamo costruito tanto, poi abbiamo rischiato su una ripartenza, ma la squadra poi subito ha ripreso il gioco, ha macinato il gioco, abbiamo fatto il primo gol, il secondo tempo poi abbiamo raddoppiato e da lì la partita è andata in discesa. Ripartiamo da qui, non abbiamo fatto niente, dobbiamo lavorare con umiltà, perché abbiamo tutti sempre da dimostrare giorno dopo giorno e cerchiamo di lottare partita dopo partita. Prossima partita contro il Marineo, mister, ci sarà lo stesso approccio che ha visto oggi contro l'Aspra? Ma noi abbiamo un'identità, noi giochiamo in casa, giochiamo fuori casa, ci alleniamo sempre in un campo lontano da Castelbuono, giochiamo sempre in un campo lontano da Castelbuono, quindi non è un problema per noi in caso fuori casa. Noi abbiamo la nostra identità, andiamo a giocare alti, andiamo a prenderli, abbiamo le nostre uscite, lavoriamo nella fase di possesso, nella fase di non possesso, durante le transizioni, quindi qualsiasi avversario noi cercheremo di fare la nostra partita, sempre rispettando tutti. Sappiamo che è un campionato difficile, sappiamo che dobbiamo salvarci, quindi già anche testa alla prossima partita perché, ripeto, il Marineo è una buona squadra, ha giocatori di categoria e sappiamo che dobbiamo andare a fare una battaglia sportiva. Grazie mister Bognanni e in bocca al lupo per il futuro. Grazie a voi e un applauso soprattutto anche ai tifosi della Super Giovane Castelbuono che stanno facendo un po' di sacrifici, che vengono a vederci qua a Geraci, però ci spingono, ci stanno vicino. E poi la società che non ci fa mancare niente è i ragazzi. I ragazzi, i complimenti vanno a loro perché lavorano tanto e hanno tanta voglia e determinazione. Sono qui con l'Ehonel Javier Belecco. Oggi hai fatto un grande recupero alto, come chiede molto spesso mister Bognanni, e si è andato a segnare, anche complice l'errore da parte del portiere Demiere, però il tiro era veramente forte. Emozionato dopo il gol? Certo, sì, sì, sì. Era bisogno di fare gol e di finire una partita con gol. Di tanto sacrificio che stavo facendo, mi meritavo fare i gol e oggi è arrivato, quindi sono felice. Super Giovane Castelbuono, unica squadra imbattuta in tutte le due competizioni del girone A. Come te lo spieghi questo? Il sacrificio di ogni giorno, di ogni settimana, però dobbiamo essere calmi che ancora non abbiamo fatto niente. Passo passo, piano piano, come diciamo in Argentina. Prossima sfida contro il Marineo, come si approccerà questa gara secondo te? Niente. Ora riposare, pensare in questi 2 giorni di fare un buon riposo, quando si entra si penserà in questa partita, però come sempre dobbiamo vincere. Raffaele Palazzo, difensore centrale dell'Aspra. Raffaele, giovane Castelbuono che è riuscita oggi a battervi, però voi in alcune circostanze avete sfiorato anche il vantaggio con dei passaggi in profondità verso Marrone e verso Gio che in alcune occasioni sono stati pericolosi. Tanto ci sono da fare i complimenti a questa squadra, al Castelbuono, perché ha espresso un ottimo calcio. Poi nel loro momento migliore, dove noi ancora dovevamo prendere le misure, abbiamo avuto 2 o 3 occasioni da gol nette, dove magari facendo gol la partita possibilmente poteva cambiare, magari no, perché poi giustamente è fatta da episodi. Poi giustamente a 1 minuto dal termine del primo tempo abbiamo beccato un gol che si poteva secondo me un po' evitare, anche se riuscivamo a stare un po' più attenti. Diciamo questo gol alla fine ci ha un po' tagliato le gambe. Poi nel secondo tempo eravamo convinti di riuscire comunque a mantenere la partita, però poi subito a freddo abbiamo ripreso il secondo gol su un errore che abbiamo fatto e quindi un po' la partita poi diciamo è cambiata. Ci sono stati tanti episodi che secondo me dal punto di vista arbitrale potevano essere condotti in maniera un po' diversa. Abbiamo subito così tante ammonizioni che secondo me alcune erano ingiuste, anche la mia nei primi minuti non mi è sembrato un fallo comunque da ammonizione, però giustamente è inutile parlare degli arbitri. Il calcio è fatto di questo, adesso ci costa soltanto allenarci, cercare di rientrare con la testa, perché giustamente subire una sconfitta così pesante è sempre brutto e quindi niente, testa alla settimana per lavorare, che già da domenica ci aspetta una partita importante.
Ben ritrovati, secondo tempo di Bagheria Cus, sesta giornata del girone A di promozione. Un cambio nel Cus, fuori con la maglia numero 11 Stefano Nuccio, al suo posto con la 21 Andrea Mormino, classe 2005. Nel primo tempo decisivi i gol di Fiorentino e Morana, che stanno fin qui decidendo la partita. Rapido recap degli 11 di partenza con la variazione di Andrea Mormino. Partiamo appunto dal Cus, che si schiera con Insenna in porta, poi difesa a 4 composta da Palma, Vinci, Carollo e Tripoli. In mezzo al campo Lucido con Cincotta e Favatta ai suoi fianchi, poi Andolina, Castigliola e il nuovo entrato Andrea Mormino. Ultimi check da parte del direttore di gara, poi daremo uno sguardo anche alla formazione del Bagheria di Tomasello. Arbitro che fischia adesso. Inizia il secondo tempo di Bagheria contro Cus. Però ci dà, la fa scorrere Tomasello, che schiera un 4-3-1-2, in porta Marco Miceli, classe 2006, poi linea di difesa a 4 composta da destra verso sinistra da Gastone, Costa, Procida e Minnone. Il play di riferimento è Badami, due centrocampisti che giocano da mezzala sono Fiorentino, autore del primo gol, e Anelli, poi Caracappa alle spalle di Morana e Stassi. Ci prova il Cus dalla destra, il cross di Cincotta a cercare Andolina, deviazione e calcio d'angolo. Va a battere Giuseppe Lucido. Cross, lontana Stassi, poi c'è Castigliola che arriva da Lucido, offside, fuori gioco. Bagheria che nella scorsa stagione ha vinto la prima categoria. Il progetto adesso è biennale per cercare di arrivare in zona playoff. Con la guida di Angelo Tomasello, che ha 7 punti in classifica prima di questa partita. Con una vittoria si avvicinerebbe
anzi entrerebbe in base anche agli altri risultati in piena zona playoff. Fuori lucido nel Cus, dentro con la mia numero 14 Adeola. Un po' di forza fisica in mezzo al campo per Ferdinando Zappamigna. Danni a fallo con esperienza Gabriele Morana. C'è Costa, Procida, cross, anzi perdono, lancio a cercare Stassi, che non può arrivare. Adeola la fa passare, pressing di Morana. Caracappa lo mette fuori, è rimasto giù Nicolo Tripoli del Cus, inquadrato puntualmente dalle nostre telecamere. Marco Blandi, preparato l'atletico del Cus, sta cercando se è necessario l'intervento. Sembra di no, si rialza Tripoli. Andolina ridà il pallone al Bagheria. Ora, Sani, fagliela mettere sta palla. Fai bene. Costa. Accenna il pressing. Castigliola. Che rischio qui per il Bagheria. Gioca veloce, gioca. Mormino, pescato in fuorigioco, si era centrato il 21. Stadio in costruzione, il comunale di Bagheria, lavori iniziati in questo 2023, hanno messi a norma i locali interni, installati pannelli fotovoltaici e sostituiti i fari delle torri, efficientamento energetico. L'obiettivo chiaramente è quello di rendere lo stadio sicuro per poter consentire alla cittadina di riempire gli spalti e dare sostegno alla squadra nero-blu. E questo in prospettiva può essere chiaramente un fattore determinante per gli obiettivi del Bagheria. Gastone, l'esterno. Recupera la palla del Cus. Si allaccia Andolina con Costa, guadagna fallo il 9. Mormino. Favatta. Palla qui, Favatta, bravo Gastone a mettersi davanti col corpo. Poi Gastone trova Fiorentino nel corridoio davanti a sé, che fa carambolare il pallone addosso a un avversario, ripassa con le mani. Morana la tiene, va da Gastone che lancia più lontano che può, però non ci sono compagni, prova ad arrivare comunque Caracappa. Adeola, Andolina, si fa vedere ancora il 14. Tripoli sovrastato fisicamente da Domenico Fiorentino.
apertura di Fiorentino. Numero 8 porta a spasso un paio di avversari, poi Morana si accentra, ce l'ha sul destro, si allunga troppo il pallone, Mormino la tocca con il tacco, quanto basta per fermare Gabriele Morana. Poi Fiorentino. Pressing di Caracappa, bravo il 10 Gastoni. Marco Miceli mette fuori il pallone, c'è a terra un giocatore del Bagheria in gioco fermo. Unico indisponibile oggi Florio nel Bagheria, che punta molto sui giovani quest'anno. Poi non manca anche gente d'esperienza come Davide Gastone, Giorgio Stassi, Stefano Procida. Dagliela tu, Lore, dai la palla al portiere. Dagliela tu al portiere, dagliela tu. Andolina restituisce il pallone a Miceli. 55esimo, sono volati via i primi 10 di secondo tempo. Costa. Break del Cus, Andolina ce l'ha sul sinistro, però a portarsela sul destro, lo ferma Gastoni e poi finisce giù, guadagna calcio di punizione Davide Gastone. Giù, Morana, non c'è fallo. Mormino, Adeola, Morana prova a servire Stassi, c'è anche Caracappa nei pressi del pallone, riparte il Cus. Cincotta, sovrapposizione di Palma, Procida mette fuori. L'area del Bagheria, questo pallone vagante, prova a metterlo fuori in qualche modo la difesa di Tomasello. Stassi col petto. Fiorentino cerca Morana, che riesce comunque per un attimo a riconquistare il pallone. Badani sbaglia il suggerimento, va via Andrea Mormino, che è entrato in partita molto bene a inizio secondo tempo, un paio di giocate interessanti per il classe 2005. Andolina, Procida lo chiude, sarà calcio d'angolo. Per il Cus. Va a battere Nunzio Castigliola. Sono salite le torri in casa Cus, va Castigliola sul primo palo dove c'è Andolina, però commette fallo di attacco. C'era anche Cincotta nei pressi del pallone, una di fatto per il Cus, che deve provare ad accelerare per rientrare in partita. Ancora 2-0 per il Bagheria, tutto sommato sta gestendo molto bene il doppio vantaggio senza correre particolari rischi fin qui.
Mormino, Badami, Gastone. Gastone 2 volte, bravo, in scivolata, il terzino del Bagheria. Poi viene cercato da Fiorentino, scambiano i due. Di testa Morana, Caracappa. Prova ad imbucare per il numero 11 che corre. Punta il suo diretto avversario, Morana. Un po' chiuso. Cerca spazio per una giocata. Guadagna calcio d'angolo dopo il tocco di Mirko Vinci. Corner battuto. Prova a ripartire il Cus con Cincotta sulla destra. Gastone è ovunque il numero 2. Ottima diagonale difensiva di Davide Gastone. Siamo già dall'altra parte con Caracappa, Morana, 1-2, attenzione a Caracappa, un po' lungo il passaggio di ritorno di Morana, peccato, c'era anche Stassi che si era proposto sulla destra, mentre il Cus prepara un altro cambio. Cincotta. Apre dove c'è Palma. Grossa Palma, Procida. Deviazione, quindi calcio d'angolo. Sessantunesimo in corso. Può battere il calcio d'angolo? Forse sì, anzi no, dice l'arbitro fischio. Io sto aspettando che un componente delle due squadre vada dentro gli spogliatoi. Sul secondo palo il corner battuto, riesce ad allontanare il Bagheria. Vinci, Mormino, Fiorentino lo chiude molto bene, prova a dare il là al contropiede. Caracappa, provano a farsi vedere sia Morana che Stassi. Fiorentino, eccolo qua, Samuele Caracappa, Davide Gastone, Badami, finta su Adelai Papia. Ancora il 10, Caracappa viene chiuso da Nicolò Tripoli. Poi ha avuto la peggio nel contrasto. Eccolo qui, il cambio del Cus. Dentro Mattia Ruvolo. Al posto di Andrea Palma.
fatto un attaccante con un difensore. Vediamo come cambia il CUS dal punto di vista tattico. Cambio anche per il Bagheria. Dentro Cesare Caltagirone, classe 2003. Esce l'autore del primo gol, Domenico Fiorentino, numero 8. Fallo laterale per il Bagheria. Gastone, Caracappa, la sponda. Ancora Davide Gastone prova a avvicinarsi all'area di rigore. Bravo Gastone. Poi scarica. Cross di Badami, deviazione. La chiama in senna. Sembra che Cincotta si sia abbassato a fare il terzino nel CUS per dare spazio al nuovo entrato che commette fallo qui ai danni di Marco Minnone. Mattia Ruvolo, è rimasto giù Minnone. Bagheria che sta cercando di trovare più solidità da un punto di vista difensivo. È la terza peggior difesa prima di questa partita. La squadra di Tomasello, 9 i gol subiti. Ancora giù Marco Minnone, ne approfitta per dissetarsi Gabriele Morana. Lui che ha realizzato il secondo gol di questa partita all'esordio con questa maglia. Una sconfitta e una vittoria in casa per il Bagheria prima di questa partita. 1-2 contro il Città di San Vito Lo Capo. In quell'occasione aveva segnato Stassi, e poi in casa contro la Parmonval 2-1 con i gol appunto di Caracappa, sempre di Stassi che è a quota 5. Mete di un gol partita prima di questa gara per l'ex attaccante della Parmonval, Giorgio Stassi, che viene cercato adesso, non riesce però a servire un compagno. Vieni Tripoli, sali. Dagli sempre l'appoggio, Bormi non scappare. Cross dentro l'aria, il colpo di testa tentato da Mattia Ruvolo, troppo poco per far male a Miceli. Vieni Giovanni. Vicino devi stare, Nico! Ancora, e di spalle, accorcia con lui! Caltagirone. Prendi la palla, Morni! Fallo fischiato su di lui. Prima devi essere là, Mattia! Prima ci devi andare al 68esimo di partita. Ancora 2-0. Gastone. Ancora, sali insieme a lui. Aneli. Ancora. Va profondo dove c'è Stassi che prova a muoversi alle spalle della difesa. Caltagirone.
Sbaglia l'appoggio. Mormino. Tra i più propositivi in Kazakus lo stendono, l'arbitro dà modo corretto, la regola del vantaggio. Vado là. Passa in mezzo a 2. Vinci. Cincotta. Prova a prendere in mano la situazione, poi Mormino 1-2 tra Cincotta e Mormino, e di spalle il 7. Viene pressato da Costa e Gastoni, e la strappa con la suola Davide Gastoni, che poi va via. Badami, Caracappa. Costa, di prima intenzione per Morana, che va da Stassi, colpito di fatto in testa Stassi. Poi prova a non perdere il contatto con il pallone, riesce molto bene Giorgio Stassi ad andare via Cincotta, poi per fermarlo è costretto al fallo Adeola. E quindi calcio di punizione a 20 circa dallo scadere. Fallo che permette al Bagheria di rifiatare. Si rialza Giorgio Stassi. Sembra anche voglia provare lui stesso, per come ha sistemato il pallone. Vediamo per che tipo di soluzione optano i ragazzi di Angelo Tomasè. Qualche polemica, così sostiene che il pallone dovesse andare un po' più indietro. Infatti arriva il cartellino rosso per Vinci, perché è stato ammonito per proteste, ma nel primo tempo aveva già rimediato un cartellino giallo. Eh sì, proprio Vinci che esce dal terreno di gioco. Ho aspettato un attimo, perché effettivamente l'arbitro ha estratto il giallo per proteste, ma non subito il rosso, come se non ricordasse che Vinci era già stato ammonito. Poi nel suo taccuino si è reso conto prontamente della situazione, quindi Cus che rimane in 10 per gli ultimi 20 minuti di partita. Inerzia della gara tutta a favore del Bagheria adesso, che è sopra di 2 gol, anche un uomo in più. Mignone, Stassi e Costa sul pallone. Pare essere Stassi l'uomo che calcerà. Va Giorgio Stassi, pallone alto rispetto alla porta, difesa da Insenna. Adesso deve riordinare idea il Cus, non è facile senza un difensore centrale. Sembra che si sia abbassato Adeola in compagnia di Carollo. Andolina, Gastone, altro intervento provvidenziale da parte del difensore del Bagheria, che adesso ha chiaramente più spazio per cercare di alleggerire la pressione, a dire la verità non troppo asfissiante, del Cus in questo secondo tempo. Costa,
Morana. Gastone ricomincia dal suo portiere Miceli, pressing di Andolina, Miceli va da Procida, scambio tra i due centrali di difesa di Tomasello. Morana con il petto la sporca per Caltagirone, l'ultimo tocco è il suo. Andolina di petto, Castigliola, Cincotta, ancora energia per spingere, viene cercato Andolina che la tocca, palo, colpito dal numero 9 del CUS. Bellissimo qui il traversone di Cincotta. Andolina ha dato il via all'azione e poi si è inserito con i tempi giusti. Il palo nega la gioia del gol all'attaccante del CUS, che paradossalmente ha avuto praticamente l'occasione più grande di questo secondo tempo dopo essere rimasto in 10. Pretende lucidità Angelo Tomasello per questi ultimi 15 di partita. Cincotta, Adelà, porta palla e lancia, Procida, due volte il capitano del Bagheria, Costa, Stassi con il tacco in surplus adesso la formazione di casa, però attenzione perché questo non agevola la manovra e quindi Castigliola apre, calcia in porta, fuori di un niente il tentativo di Mattia Ruvolo dopo l'assist di Castigliola. C'è un po' di movimento nei pressi della panchina del Bagheria. Sembra che Tomasello stia per effettuare un cambio. Eccolo qua. Esce con la maglia numero 7 Maurizio Anelli. Caracappa abbassa il suo raggio d'azione, va a fare la mezzala ed entra con la 17 Samuele Giannone, classe 2005, che verosimilmente andrà ad agire da trequartista alle spalle di Stassi e Morana. Cincotta, Adelà, sbaglia il passaggio Tripoli, Morana lancia per Stassi, corre il 9 che viene chiuso. Cincotta, Caracappa di testa e si sta facendo la mezzala.
10 di Tomasello, poi cambio anche per il CUS. Fuori Nicolò Tripoli, dentro con la maglia numero 20 Claudio Lavaldera. Adesso per il CUS, per questi ultimi 12 circa di partita, inserito altra gente in attacco, il tecnico Zappavigno. Nella fattispecie si tratta di Claudio Lavaldera che prova a toccare il suo primo pallone, è fermato però dalla difesa del CUS. Pressing di Stassi falloso. Ormino cercando Lina, non lo trova. Costa. Caltagirone lancia, ma non riesce a trovare Giannone. Gastone lotta da terra, riesce a recuperare palla, bravissimo il numero 2, tra i più migliori in campo in questa partita. Poi Stassi è tutto solo, Stassi può calciare, sul più bello viene fermato, poi ancora Stassi la parata da parte di Insenna, ma che occasione per Giorgio Stassi che si rammarica, dicevo di Gastone, tra i più propositivi in questa partita, bravissimo in fase difensiva anche a buttarsi negli spazi in avanti a sé. Poi ha colto praticamente di sorpresa l'assist per Giorgio Stassi che davanti a Insenna non è riuscito a realizzare il 6° gol del suo campionato, quello che sarebbe stato il 3° della sua partita. 10 minuti al triplice fischio, Bagheria 2, CUS 0 in superiorità numerica. La formazione di Angelo Tomasello. Gastone finisce giù e guadagna calcio di punizione preziosissimo qui l'ex calciatore del Monreale. Badami scarica per Miceli, sbaglia poi completamente la misura del passaggio Morana, poi si impegna in pressione. Ultimo tocco di un calciatore del Bagheria, rimessa laterale per il CUS. Caracappa trova Giannone. Caracappa, scambio tra i due, cerca di andare via in velocità, poi il numero 17 fischia fallo l'arbitro. Passano secondi preziosi che avvicinano il Bagheria a questi 3 punti che sarebbero davvero importanti per avvicinarsi in base anche agli altri risultati nella zona playoff. Giannone, Caltagirone, palla allargata per Minnone. Caracappa vede un corridoio per Minnone che può crossare per Giorgio Stassi che non arriva. Non ti fermare Giorgino, urla Tomasello a Giorgio Stassi che è davvero stremato dopo 82 minuti e 30 secondi di partita. Fallo laterale, Gastone con le mani. Giannone ancora per Gastone che la mette giù e poi crossa per Caracappa che di testa spaventa ma non troppo Insenna che raccoglie. Adiola,
Cincotta va da La Valdera, poi Castigliola, Andolina e di spalle prova a inventare Gastone, chiusura stavolta non impeccabile e arriva il gol del 2-1 del Cus che riapre la partita con Claudio La Valdera. Sbagliato di fatto un solo intervento in questa partita Davide Gastone, per sua sfortuna costa caro al Bagheria perché dà speranza al Cus per questi ultimi minuti di partita. Due a 1. Rimasto giù Gastone, prepara un altro cambio, Zappavigna, dentro Mauro Russo, ex calciatore del Monreale, sta per uscire Cincotta, un centrocampista di qualità questi ultimi minuti di partita. La panchina del Cus prova ad incitare Mauro Russo che entra in campo per questi ultimi 5 più recupero da vivere sul canale YouTube di Sport Isili. Gastone, Mormino, La Valdera, lui che ha riaperto questa partita dando linfa vitale al Cus. Mauro Russo tocca il suo primo pallone e guadagna calcio di punizione, poi lo prende con forza, fretta, deve accelerare il Cus. Fallo commesso da Mormino, rimane giù Samuele Giannone. Mi sa che Tomasello sta per fare un altro cambio. Eh sì, dentro Michele Calabria, 2003, vediamo al posto di chi entrerà il calciatore nero-blu. 87esimo in corso questa sesta giornata di eccellenza, di promozione, perdono. Rimasto giù Gastone, Trampi per il numero 2 del Bagheria. Mi sa che sta per uscire proprio Davide Gastone per Michele Calabria. Non ne ha più, ha speso tantissimo Davide Gastone. La sua prova resta comunque positiva, anche se macchiata da quell'errore in fase di disimpegno che ha dato poi la possibilità alla Valdera di realizzare il gol del momentaneo 2-1. Mormino, Andolina, Minnone prima di Russo, l'uscita di Insenna che poi lancia altro cambio per il Bagheria, dentro con la maglia numero 20 Nicola Biancorosso,
mancano poco più di 2 minuti più recupero. Esce Gabriele Morana, autore del 2-0. Entra appunto biancorosso. Stassi. Adiola. C'è Andolina, anche Costa però che sbraccia un po', non c'è fallo secondo l'arbitro. Pallone nei pressi del limite dell'area del Cus. Insenna, la manda più lontano che può, ultimi istanti di partita. Fallo commesso da Mauro Russo ai danni di Marco Minnone. Lascialo stare, Mauro! La vista è così, Mauro! Mauro, mettiamo solo tempo, non ci conviene! E ancora giù Minnone, quando infatti entriamo nell'ultimo minuto di questa partita, girone A di promozione, sesta giornata. Giannone, ci prova il Cus, 10 secondi più recupero al triplice fischio. Tre minuti di recupero. Andolina, qualche lamentela da parte della panchina del Cus per questo recupero concesso dall'arbitro. Continua a protestare la panchina del Cus, che se la prende con il primo assistente mentre si continua a giocare, ma il gioco è decisamente fermo. Ammonito Marco Blandi, se non erro, preparatore atletico del Cus, e anche un altro componente della panchina per le proteste reiterate dopo la segnalazione del recupero. Si può giocare. Credo che a questo punto si concluderà a 93-30/94. Stassi cerca Caltagirone che prova a tenere palla nei pressi della bandierina. Fallo commesso dal 15 su Castigliola, che poi calcia il pallone addosso allo stesso Caltagirone, che si becca il cartellino giallo. Tomasello chiede ai suoi ragazzi di abbassarsi per difendere questo risultato. Deve fischiare l'arbitro, giustamente, dopo aver ammonito. Testa, dice Tomasello per questi ultimi secondi. Effettivamente è quello che serve per riuscire a portare a casa il proprio obiettivo. Prova a costruirsi una delle ultime opportunità il Cus. Buona la chiusura di Calabria, che poi guadagna anche calcio di punizione. Passano secondi preziosissimi per il Bagheria. Costa, Mormino,
può costruire il Cus. Ultima palla gol. La tira lunga per la Zappavigna. Si perde però in qualche secondo di troppo qua il Cus, che di fatto spreca malamente l'ultima palla, quella che dovrebbe essere l'ultima palla, perché l'arbitro guarda il cronometro ma fa ancora giocare. Noi siamo a 93:30. Si gioca ancora. Speranza per il Cus. Di testa allontana Calabria. Russo. Ormino rientra sul destro, poi prova ad andare sul sinistro. Proteste qui della panchina cussina per un presunto contatto dentro l'area di rigore, ma siamo dall'altra parte con Giorgio Stassi che allarga il gioco. Possibilità per il Bagheria di chiudere la partita con Stassi che si divora il gol del 3-1, ma non è importante perché triplice fischio, finisce così. Bagheria contro Cus con la possibilità sui piedi di Stassi. Vittoria, 3 punti importanti in questa sesta giornata di promozione per il Cus, grazie ai gol di Fiorentino e Morana. Non basta per la formazione di Zappavigna, la rete di La Valdera. Un ringraziamento da parte di Nicolò Ciluff per averci seguito. L'appuntamento è alla prossima sui canali YouTube di Sportisili.